5 sono i comuni del Veneto orientale premiati dalla ASL 4 con la targa di comune attivo, riconoscendo in questo modo alle amministrazioni l'impegno nel promuovere l'attività fisica tra i cittadini di ogni età. A ricevere il premio sono stati i comuni di Cavallino Treporti, Meolo, Pramaggiore, Annone Veneto e San Michele al Tagliamento. Il riconoscimento fa parte, è l'ultimo atto di tutto un percorso che è stato preparato dalla Direzione Regionale della Prevenzione. Si tratta di un programma che fa parte di tutto il piano della prevenzione regionale, il programma Comunità Attive. E in questo percorso i comuni che lo desiderano dichiarano al Dipartimento di Prevenzione quali iniziative, quali attività, eventi hanno organizzato a favore della cittadinanza per aumentare il livello di attività fisica della cittadinanza, ed è importante che questo venga fatto, le iniziative siano fatte per i diversi gruppi di età dei loro cittadini, oppure interventi fatti sul territorio di tipo urbanistico, banalmente le piste ciclabili. Investire su percorsi, spazi pubblici e iniziative per muoversi di più è un modo concreto per migliorare la salute delle persone e ridurre il rischio di malattie croniche. Sedentarietà e inattività fisica sono infatti le principali cause di problemi di salute pubblica. Un elemento in più per passare il messaggio chiaro che sport è salute, attività fisica quotidiana è prevenzione e soprattutto difesa da quelle possibili problematiche sanitarie che possono colpire qualunque tipo di persona, anche sana, ma se non si difende nel modo giusto comunque corre sempre questi rischi. Con queste nuove adesioni salgono a 6 comuni attivi nel territorio dell'ASL 4, altri 3 comuni stanno avviando il percorso per entrare nella rete.